Salve a tutti, vediamo ora di risolvere alcune equazioni logaritmiche. Ad esempio questa è logaritmo in base 3 di questo polinomio in secondo grado meno logaritmo in base 3 di x meno 2 uguale a 2. Allora, bisogna usare proprietà dei logaritmi. Qui abbiamo una differenza dei logaritmi e ci ricordiamo che il logaritmo del quoziente è la differenza dei logaritmi. E quindi usiamo quella regola al contrario per scrivere questo come logaritmo in base 3 di questo fratto questo, x al quadrato più 3x meno 13 fratto x meno 2 è uguale, e adesso questo 2 lo scriviamo in forma di logaritmo in base 3. Logaritmo in base 3 di cosa? In realtà non è tanto difficile capirlo, basta pensare che 3 è la base e 2, che è il valore del logaritmo, è l'esponente. Allora devo mettere 3 alla seconda, che è 9, quindi qua metto 9. Da notare ancora una cosa importante: qui io avevo il meno e allora qua ho fatto la divisione. Se qui avessi avuto un più, avrei dentro il logaritmo avrei moltiplicato questo fattore con questo fattore. E se avessi avuto un fattore davanti al logaritmo, ad esempio un 2 per il logaritmo di qualcosa, quel 2 l'avrei portato dentro a esponente dell'argomento del logaritmo. Ok, adesso continuiamo. Quindi il logaritmo di questa frazione è uguale al logaritmo di 9. E comunque devono essere logaritmi della stessa base, se no non va bene. Allora, visto che i logaritmi di queste due cose sono uguali, anche questa frazione è uguale a 9. Ma perché? Perché non succede mai che per due diversi argomenti che il logaritmo vale uguale. Quindi devono per forza essere uguali questi argomenti dei due logaritmi. Allora, x al quadrato più 3x meno 13 fratto x meno 2 è uguale a 9. Adesso questa è un'equazione razionale fratta, la moltiplico col denominatore x meno 2 per eliminarlo, e questo mi dà una condizione: non devo moltiplicare con 0, quindi x meno 2 non deve essere 0 e quindi x non deve essere 2, perché 2 meno 2 fa 0. Allora, questa prima frazione moltiplico con x meno 2 rimane solo il numeratore, x al quadrato più 3x meno 13, e qui a destra ho 9 che moltiplica x meno 2 in parentesi, quindi faccio già la moltiplicazione. 9 lo moltiplico con entrambi, allora 9 per x, 9x, 9 per meno 2, meno 18, entrambi i termini. Adesso questa sarà un'equazione in secondo grado, porto questi due termini a sinistra. Allora x al quadrato rimane dov'è? Questo 9x lo porto dall'altra parte, diventa meno 9x, 3x meno 9x è meno 6x. Questo meno 18 lo porto dall'altra parte, diventa più 18, meno 13 più 18 è più 5, uguale a 0. Adesso uso la formula per l'equazione in secondo grado: x12 è uguale a meno b, quindi meno meno 6 è 6, più o meno radice di b al quadrato viene 36, meno 4ac, meno 4 per 1 per 5, meno 4 per 5 meno 20, tutto fratto 2a, 2 per 1 è 2, è uguale a 6 più o meno 36 meno 20 è 16, radice di 16 è 4. Allora, 6 meno 4 fa 2, 2 fratto 2, 6 più 4 è 10, qua fratto 2, qui ho 1 e qui ho 5. Tuttavia, adesso che abbiamo trovato le soluzioni, dobbiamo verificarle. Boh, intanto c'era anche questa verifica che x deve essere diverso da 2, però qua non c'è problema. Però dobbiamo vedere che mettendo i valori dentro i logaritmi che non ottengo logaritmo di 0, logaritmo di un numero negativo, perché si può calcolare solo il logaritmo di un valore positivo, strettamente positivo. Allora, vediamo già che 1 non va bene, perché se io metto qua 1, 1 meno 2 fa meno 1, avrei il logaritmo di meno 1, quindi meno 1 qua non è 1 non è accettabile. 5, boh, qua 5 meno 2 fa 3, qua ci starebbe. Dobbiamo controllare anche qua.
5 al quadrato 25 più 3 per 5 15, 25 più 15 fa 40, 40 meno 13 comunque un valore positivo. Allora 5 è soluzione accettabile. Facciamo ancora un esercizio. Logaritmo al quadrato di x meno logaritmo di x meno 2 è uguale a 0. Allora, logaritmo al quadrato è un po' come seno al quadrato, coseno al quadrato, significa logaritmo di x tutto al quadrato. Quindi questo ci ricorda un'equazione in secondo grado. Noi introduciamo una nuova variabile t che la mettiamo uguale a logaritmo di x e sostituiamo qui il logaritmo di x tutto al quadrato, avremo t al quadrato meno t meno 2 uguale a 0. Usiamo la formula per l'equazione di secondo grado, t1, 2 uguale a meno b, meno 1 è 1, più o meno radice di questo meno 1 al quadrato è 1, meno 4ac, meno 4 per 1 per meno 2, meno 4 per meno 2 fa più 8, tutto fratto 2a, 2 per 1 è 2, allora adesso 1 più o meno, 1 più 8 fa 9, radice di 9 è 3, x1, x2, anzi no scusate, t1 e t2. Ok, 1 meno 3 fa meno 2, qua fratto 2. 1 più 3 fa 4 fratto 2. Qua ho meno 1, qua 4 diviso 2 è 2. Adesso non abbiamo finito, dobbiamo trovare x. Logaritmo di x è uguale a t. Allora dobbiamo risolvere due equazioni. Logaritmo di x è uguale a meno 1 e logaritmo di x è uguale a 2. Allora, qua per risolvere questo in realtà è molto più facile di quello che sembra. Tanto qua se logaritmo, senza che è specificata la base, questo significa logaritmo in base 10. Comunque 10 è la base. E beh, allora, meno 1 è il valore del logaritmo, meno 1 è l'esponente. Quindi devo mettere 10 alla meno 1, e quello è x. X è 10 alla meno 1, qua invece la base è 10, l'esponente 2 è 10 alla seconda, x è 10 alla seconda. Boh, adesso 10 alla meno 1 significa 1 fratto 10 alla 1, 1 fratto 10, un decimo. 10 alla seconda è 100. Queste sono le due soluzioni dell'equazione. Per favore mettete un mi piace e iscrivetevi, grazie.